Riparte uno dei settori più colpiti dalla crisi, legata al coronavirus, il turismo. Al via le giornate FAI all'aperto, Ryanair torna a volare su Trapani Birgi. Salvato dal fratello gemello, i giudici per ragionevole dubbio non potevano essere sicuri che il reato fosse stato commesso dall'imputato. Agrigento non potrà festeggiare il suo tanto amato Santo Nero, messe a porte chiuse e dirette streaming. Il presidente della Kragas Calcio Castronovo punta a un progetto stabile e duraturo. Un 34enne percorre dalla Sicilia a Malta a nuoto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura un'ampia pagina dedicata alla ripartenza e al rilancio di uno dei settori più colpiti dalla crisi legata al coronavirus e strategici per l'isola, il turismo. Al via le giornate FAI all'aperto, un weekend all'insegna del paesaggio, della natura e della bellezza. Ad Agrigento 3 luoghi da scoprire ed un passato che racconta e ritorna attuale grazie al Fondo Ambiente Italiano. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Un fine settimana all'insegna delle riscoperte turistiche nella nostra provincia, grazie alle iniziative portate avanti dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, importanti in un momento post-Covid-19, al fine di fare ripartire i flussi turistici. I luoghi scelti ad Agrigento e provincia sono stati il Giardino della Colimpetra, quello di Villa Genuardi, e ad Aragona la Fonte Episcopes, una villa donata dal barone Ignazio Genuardi al proprio figlio Gerlando. All'iniziativa di oggi presente il presidente regionale del FAI, avvocato Taibi, accompagnato dai suoi sostenitori, che ha anche raccontato delle tante iniziative organizzate che stanno avendo tanto successo, come Luoghi del Cuore FAI. L'importante è esserci in queste occasioni. Noi abbiamo aperto Villa Genuardi oggi dalle 9 alle 14, ma domani saremo in un'altra Villa Genuardi. Aspettiamo tutti perché siamo ad Aragona e adesso è diventata Fontes Episcopi, quindi abbiamo fatto questo collegamento. Dicevo, è importante esserci in questo momento che tutti dicono ripartenza, ma secondo me è proprio una partenza rispetto a un mondo nuovo. Ci si rende conto che dobbiamo prendere in considerazione, a parte la crisi climatica come è giusto, ma poi questo rapporto con la natura, e quindi siamo qua in questi 2 giorni a dedicarci agli alberi, al rapporto con la natura, perché ci rendiamo conto che paesaggio, ambiente e salute sono collegati. Poi questa è la nostra giornata anche di raccolta fondi. Sicuramente il FAI, come tante realtà, hanno sofferto e oggi chiediamo ai cittadini di esserci vicini per poter continuare la nostra attività, che poi ripartirà in autunno con le giornate FAI d'autunno. Devo però dire che stanno andando benissimo anche i Luoghi del Cuore, che continuate a votare. Sicuramente è stata un'occasione veramente importante per ritornare a vivere la nostra città in maniera diversa, ripartendo dalla natura e dalle nostre risorse architettoniche e risorse naturali, che vanno assolutamente sostenute e vanno riqualificate. Il FAI ha da sempre questo obiettivo e io sono felice di essere stata coinvolta per queste giornate all'aperto. Ecco, all'interno della giornata FAI qui a Villa Genuardi anche il viaggio dorico agrigentino, una mostra fotografica di Carmelo Capraro. Ho voluto portare il dorico agrigentino perché ci rappresenta maggiormente. Ho portato il primo stile, appunto l'arcaismo. Quest'anno ricorrono i 2600 anni e ho voluto collegare la situazione di questo luogo con la Valle dei Templi, perché qui ha albergato Miss Holloway, la famosa il soggetto del capretto nero scritto nel 1913 di Pirandello, perché qui con il papà veniva a passare le vacanze d'estate e si affacciava sui belvedere che stanno appunto dietro, sui giardini storici. Quindi letteratura, arte, archeologia, viaggio dorico perché ho ripreso le parole di Goethe nei suoi diari, nel suo viaggio in Sicilia, e perché è stato quello con le sue parole che ha sublimato la purezza dello stile dorico agrigentino, che qui raggiunge la perfezione dello stile.
Ci sono anche le emozioni di un tramonto, della Valle dei Templi. Mi ispiro anche a Quasimodo, ai pittori del romanticismo tedesco, Friedrich, e le vedute hanno sempre qualcosa di più profondo, hanno una ricerca dell'anima che sento e che cerco di trasmettere agli altri. Sì, in questa giornata stiamo cercando di coniugare arte, bellezza, ambiente e anche musica, che comunque è un'arte che da sempre distingue l'essere umano. Qualcosa tu? Il momento musicale crediamo sia la giusta coniugazione tra l'arte e la cultura, quindi credo che anche in occasioni come queste sia importante esprimere l'importanza della musica. Se avessi meno nostalgia, saprei conoscere, potermi e crescere. Invece assisto immobile al mio nascondermi e scivolare via da qui. Come l'acqua passerà. Ok, Come perfetto. l'acqua passerà. Giornate del FAI, oggi sabato e domani il Giardino della Colimpetra tra i luoghi da visitare, ma è anche un momento importante in cui segna la ripartenza dell'attività turistica. Sotto questo punto di vista quanto è importante ripartire lo chiediamo a Giuseppe Lopilato, responsabile della Colimpetra ad Agrigento. Bene, abbiamo passato dei momenti terribili, diciamoci la verità. L'isolamento è stata una cosa a cui non siamo assolutamente abituati. Poi specialmente noi siciliani, che siamo noti in tutto il mondo per la nostra capacità di relazionarci con grande affetto gli uni con gli altri. Allora, abbiamo bisogno di recuperare la nostra libertà, le nostre abitudini e i nostri sentimenti. Qui, in queste 2 giornate, noi offriamo uno spazio libero, sicuro, all'aria aperta, il Giardino della Colimpetra, che tra l'altro, se mi permettete, è un posto bellissimo, come tutti quanti sappiamo. Ecco, venite qui. Venite a ritrovare il vostro rapporto con la natura, venite a ritrovare gli affetti con i vostri amici, con le vostre famiglie, girate per il giardino, abbiamo le nostre guide che vi parleranno degli alberi, è una cosa che abbiamo fatto tante volte ma adesso in maniera molto più approfondita, quindi le visite guidate, la possibilità di fare un picnic, vi portate voi le cose da casa, noi ci mettiamo un tavolo che potete prenotare e all'ombra dei nostri alberi stare in compagnia, in allegria e godere un attimo di felicità. Allora, vogliamo ricominciare, è una situazione difficile per il turismo, però vogliamo sperare, e questo è il messaggio più importante di queste 2 giornate, noi ci siamo, abbiamo ricominciato, è un modo di dire a tutti i turisti che sono interessati ad Agrigento, a partire dai siciliani, gli italiani e speriamo anche gli stranieri, che noi abbiamo riaperto, siamo di nuovo qui, vi offriamo di nuovo la bellezza, la storia, la cultura della nostra terra, venite tutti quanti, intanto oggi e domani al Giardino della Colimpetra e poi tutti i giorni alla Valle dei Templi ad Agrigento. Qua il giardino è un giardino spettacolare, è un giardino di agrumi che era conosciuto come un'antica piscina che raccoglieva le acque dell'antica città di Agragas. Io sono un agronomo e sto facendo un tirocino all'interno del giardino, diciamo che mi ha permesso di acquisire un'esperienza unica, in un posto unico, da qua si vede la veduta dei Dioscuri, diciamo che lavorare qui è soltanto un piacere. Vederlo oggi nelle giornate FAI è un'occasione, diciamo, da vivere assolutamente. Stai accompagnando dei turisti, ecco, cosa racconti loro? Racconto quello che ho studiato, racconto gli agrumi, racconto quello che è il giardino del bello e dell'utile, perché gli agrumi costituiscono dei giardini utili e belli sia per la loro fioritura che per la loro fruttificazione. Quindi oltre agli agrumi abbiamo gli ulivi secolari, il mandorlo, l'Amygdalus communis, il mirto secolare, abbiamo anche carrubo, fico d'India, quindi c'è tanto da raccontare e da far vedere. Sì, vengo da Messina, molto bello, consigliatissimo. Cosa ti piace, cosa ti è piaciuto, cosa ti ha colpito? Perché lo consiglieresti? Bello, è una varietà. Noi veniamo da Messina. Raccontaci, ti è piaciuta questa oggi la giornata del veramente molto, siamo rimasti molto sorpresi perché non ce l'aspettavamo di vedere tutto questo insieme di alberi, tutto molto diverso, veramente bello. Quindi lo consiglieresti? Assolutamente sì. Io sono Clara,
Sì. Faccio parte del Giardino della Colimbetra, collaboro con loro da diversi anni e stiamo preparando per le giornate del FAI, anche nella serata di sabato e domenica, una pericena. Quindi dalle 7 alle 23 c'è la possibilità di entrare al giardino e di fare la pericena. Cosa offrite? Le bibite sono diverse, dalla birra al vino ai cocktail, e il piattino da degustazione sono vari prodotti tipici. Ecco, come sta andando? Oggi il giardino aperto, abbiamo visto già i primi turisti nonostante il caldo, ecco, perché venire qui? Quanto è importante questa iniziativa? È importante per la ripartenza dell'intero paese, è importante per la Colimbetra, è importante per il FAI, perché è un bene prezioso ed è un angolo di paradiso, non ve lo perdete. Qualcosa in particolare per cui venire qui a visitare il FAI? Qualcosa, ecco, in più? Oltre agli agrumi fantastici c'è anche tanta storia, archeologia, è un clima, è una magia all'interno del giardino che non sono spiegabili a parole, bisogna venire a visitarlo. Ed adesso ci spostiamo in un angolo di paradiso immerso all'interno della Valle dei Templi, Villa San Marco, una delle strutture turistico-ricettive più belle. Vediamo. Ci troviamo al B&B San Marco, uno dei B&B più belli ad Agrigento, non fosse solo per la splendida veduta sulla Valle dei Templi. Ecco, vorremmo fare un consuntivo sul dopo Covid, sta riprendendo l'attività? Ecco, lo chiediamo all'avvocato Enzo Campo, responsabile del B&B. Sì, ripiglia lentamente, comincia questo mese di giugno, dopo la riapertura abbiamo avuto pochissime presenze e ne avremo ancora poche, almeno fino ai primi 10 giorni di luglio. Poi tra le prenotazioni che avevamo già dal 2019 e le nuove sono aggiunte, dovrebbe riprendere, ma lo sapremo solo a cose fatte, intanto riapriamo. Ecco, le prenotazioni arrivano? Cominciano ad arrivare, quelle nuove cominciano ad arrivare, abbiamo avuto naturalmente un'infinità di cancellazioni, abbiamo specialmente dall'Oceania, dagli Stati Uniti, insomma, Canada, moltissime, quasi tutte le prenotazioni da quelle parti del mondo, ma cominciano adesso dall'Italia, dalla Francia, dall'Olanda in particolare. Ecco, voi osservate chiaramente le norme igieniche, certamente. Sanitazione? Ecco, noi, da questo punto di vista noi siamo fortunati, nel senso che la struttura è abbastanza ampia, gode di strutture di ampi spazi all'aperto, per cui è ben possibile mantenere le distanze di sicurezza, naturalmente sanifichiamo le camere ogni giorno prima del riordino della pulizia, cerchiamo di assicurarci, insomma, che vengano mantenute le distanze tra le persone, tra noi e gli ospiti e tra gli ospiti tra di loro. Ci organizziamo. Ho visto particolari attrattive anche da un punto di vista è la nostra passione. Di animali, ecco, raccontaci un po' le novità del tuo B&B. La novità di quest'anno è l'asinello, è Gerlando che è il nostro asinello e due maiali nani, due mini pig. Poi ci sono sempre i nostri pappagalli, tacchini, porcellini d'India, è un B&B a cavallo con l'agriturismo. Si potrebbe fare di più? Sempre si può fare di più. Cioè, gli aiuti che sono arrivati sono stati sufficienti? Ecco, diciamo, come imprenditore cosa si potrebbe fare? Sinceramente io ne ho visti far pochi. partire il turismo in particolare da Agrigento? No, ma questo è un problema che dovrebbe essere, come dire, strutturale, al di là, indipendentemente dal Covid. Bisognerebbe studiare, inventarsi sistemi e modi perché effettivamente si valorizzi il turismo agrigentino, che oggi è polarizzato sulla Valle dei Templi con visite brevissime, quindi con soggiorni di una media di 1,5 notti per giorni per persona, per turista, per ospite, per cui molto bassi per le potenzialità che avremmo, però non è dovuto al Covid, è un fatto strutturale. Siamo all'interno della Valle dei Templi, quale aiuto potrebbe dare l'ente parco? L'ente parco potrebbe dare aiuto nel sistemare la viabilità interna, favorire
come dire, visite che piacciono tanto peraltro alle persone. Oggi vanno molto le visite a piedi all'interno del parco, c'è tutta una viabilità che è praticamente sconosciuta anche agli agrigentini. Anche la stessa strada che tu conosci per venire qui da noi è una strada pressoché sconosciuta agli agrigentini e quindi a maggior ragione ai turisti. Non ci sono indicazioni, non ci sono suggerimenti. Questo forse potrebbe fare il parco, ma che fa già tanto. consigli daresti al nuovo sindaco? Al nuovo sindaco? Non saprei, sul turismo, in relazione al turismo. In relazione al turismo bisogna trovare il modo di collegare la città con la Valle dei Templi, trovare il collegamento, un dialogo con l'ente parco e con, se possibile, la soprintendenza e cercare di unire le due cose, non fare due cose separate. La gente viene qui per vedere i templi e poi scopre che abbiamo tutto il resto, non sto a dirlo a te e agli agrigentini che lo conosciamo, ma hanno già prenotato un viaggio che prevede il giro della Sicilia, normalmente per tappe classiche, cioè Trapani, anche per questo dal mio punto di vista, dal punto di vista turistico, l'aeroporto servirebbe a poco, perché il turista tipico che viene ad Agrigento è un turista che ha deciso di fare un giro della Sicilia, quindi per lui atterrare a Catania o a Agrigento, a Palermo, a Trapani o a Comiso è la stessa cosa, gira. Quindi poi il problema è che stabilisce sulla carta, sulla base delle informazioni che ha, quanti giorni dedicare ad Agrigento e quanti a Trapani. Quando arriva ad Agrigento 9 volte su 10 scopre che la notte che aveva deciso di passare qui è troppo poco. Bisognerebbe agire lì, quindi come? Non lo so, è un problema serio. Un aiuto anche per il turista a venire e passare qualche giorno in più. Certo, bisognerebbe informarlo che oltre ai templi che conosce e che si sono imposti all'attenzione di tutti, indipendentemente dalla nostra volontà, dalla volontà degli agrigentini, esistono altre cose che sarebbero di prima grandezza se non ci fossero i templi. Cioè, voglio dire, ci sono tante altre città che vivono di queste cose che per noi sono secondarie e che invece hanno appunto una grandissima importanza per gli altri. A partire dal tessuto urbano, cioè voglio dire, se noi valorizzassimo io non so come, perché voglio dire a parole è facile farlo, bisogna vedere poi in concreto se è possibile, se noi valorizzassimo il tessuto urbano della città vecchia, della vecchia Girgenti, che passa dal Rabbato, che va al Monte, che va a Santo Spirito, eccetera, lo valorizzassimo, che è purtroppo in pessime condizioni, probabilmente già questo sarebbe un monumento. Io ricordo quello che mi disse, ero presente io, Settimio Biondi, che tutti conosciamo, che è un monumento in sé il quartiere del Rabbato. Cioè, cosa si vede al Rabbato? Niente, si vede il Rabbato, cioè si vede anche Santa Croce, si vede San Filippo, che non è, però è un monumento in sé, è di grande interesse in sé. I Sassi. Okay. Tornano i voli Ryanair negli aeroporti di Trapani e Comiso, i dettagli nel servizio. Ryanair è già partito dal giorno 21 con i voli per Bologna, peraltro con estrema soddisfazione perché il primo volo ha avuto 180 persone su 189 posti e in partenza 123, il secondo volo 189 posti pieni su 189 disponibili, quindi insomma assoluta e veramente soddisfazione per i voli. È un ritorno importante, ricordo a tutti, e ce lo siamo forse dimenticati, che da marzo del 2020 Ryanair avrebbe cancellato ogni rotta su Trapani. Abbiamo preso un rapporto difficilissimo con Ryanair, devo dire c'è stato un impegno dei comuni che già avevano sottoscritto e peraltro adempiuto alle loro obbligazioni, i comuni che già hanno pagato si stanno facendo carico per i comuni inadempienti per chiudere questa vicenda, ma comunque si è ripreso un rapporto, intanto ha cominciato con 4 rotte, dovevano essere 7 intanto a partire dall'inverno e dovevano essere molto di più dell'estate. È chiaro che Ryanair sta partendo con una flotta pari al 40%, quindi in linea con quello che sta aprendo negli altri aeroporti nazionali. Quindi devo dire da parte mia estrema soddisfazione, mi sono sentito non più di 3 giorni fa con i vertici Ryanair, con i commerciali di Ryanair, i quali hanno manifestato interesse a continuare a sviluppare Trapani Birgi. Quindi sono estremamente contento per quello che si è fatto, perché si sta partendo, stiamo ricominciando e credo che si apra una nuova stagione importante per l'aeroporto di Trapani. La Sicilia comunque rimane una meta turistica importante. Non lo dico io, lo dice il New York Times,
che la Sicilia è una delle 5 mete più ambite al mondo, insomma abbiamo di tutto, basterebbe essere un attimo più lungimiranti, avere un po' di cultura dell'accoglienza, che chiaramente questa terra non sarebbe seconda a nessuno. Ci sono una serie di azioni che vanno messe in campo affinché questa terra sia promossa con un'unica vision e insomma possa portare risultati maggiori. A questa terra non manca assolutamente nulla. Perché non puntare verso un turismo on the road? Atterrare, a Comiso, ripartire da Trapani, nel mezzo c'è arte, cultura, storia e tanto altro. Condivido in pieno, infatti come ho già detto più volte al Presidente della Regione, ed è un mio pallino quella di poter fare i sistemi aeroportuali siciliani, se non se ne può fare uno, farne quantomeno due, uno per la Sicilia orientale, una per la Sicilia occidentale, uno che veda coinvolti Palermo, Trapani e Pantelleria, l'altro che veda coinvolti Catania, Comiso e Lampedusa. Si potrebbero fare due sistemi dove, se la compagnia aerea vuol venire in Sicilia, tratta con un'entità che avvantaggia la decisione degli aeroporti su cui atterrare. Se riuscissimo a fare questo avremmo dato veramente un servizio importantissimo alla Sicilia. È proprio vero, la nostra terra andrebbe promossa tutta con un unico obiettivo. Invece in Sicilia due sono i posti più conosciuti al mondo, uno è Taormina e l'altro è Cefalù. A distanza poi c'è Palermo come città d'arte, ma non ci sono, nonostante noi abbiamo un patrimonio, circa il 60% del patrimonio nazionale è proprio in Sicilia, in realtà non è per niente conosciuto. Ecco, bisognerebbe fare una promozione molto più forte, molto più organica, molto più incisiva, cosa che non si è mai fatta per la Sicilia. I carabinieri della stazione di Realmonte hanno denunciato 13 persone che si sono avventurate tra i sentieri di Marrabianca, della Scala dei Turchi, violando i sigilli posti a seguito del sequestro dell'area da parte della Procura di Agrigento, disposto lo scorso 27 febbraio. I 13, tra alcuni turisti e altri residenti, pur avendo notato divieti connessi al provvedimento dell'autorità giudiziaria, si sono introdotti nell'area posto sotto sequestro. Sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento e risponderanno del reato di violazione dei sigilli. La vigilanza dell'importante sito naturalistico proseguirà per tutta la stagione estiva. Un fratello gemello può servire a creare un ragionevole dubbio nei giudici che a commettere un reato non sia stata la persona finita sotto inchiesta, e nel ragionevole dubbio non può che arrivare una soluzione. È successo a un rumeno di 34 anni residente a Canicattì. C'è il servizio. Avere un fratello gemello può scagionare un indagato da un'accusa e salvare un imputato da una condanna. È quanto accaduto ad un giovane di origine romena ma residente a Canicattì. La Corte di Appello di Palermo, terza sezione penale, presidente Antonio Napoli, all'atere Anfuso e Russo, infatti, accogliendo l'istanza dell'avvocato Paolo Ingrao, ha annullato la condanna che il Tribunale di Agrigento aveva inflitto a Dorin Adrian Sulik, di 34 anni, che nel marzo del 2015 si era reso responsabile, secondo l'accusa, dei reati di danneggiamento aggravato e continuato e ingresso arbitrario in luoghi dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. Sulik, nella notte del 20 marzo 2015, secondo l'accusa, si era introdotto all'interno della caserma della Guardia di Finanza di Canicattì ed aveva danneggiato alcune autovetture di servizio, un Alfa Romeo 156 e una Fiat Grande Punto in uso al corpo militare. Il mattino successivo gli agenti della Guardia di Finanza, visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interna, erano riusciti ad estrapolare alcuni fotogrammi che avevano portato, dopo laboriose indagini, all'identificazione e alla denuncia di Sulik. Successivamente le ulteriori indagini erano state svolte dalla stessa Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. In primo grado il giudice monocratico del Tribunale agrigentino aveva ritenuto l'uomo responsabile dei reati e lo aveva condannato alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Ieri la decisione della Corte d'Appello, che accogliendo le prospettazioni della difesa ha assolto Sulik per non avere commesso il fatto. Lo stesso infatti ha un fratello gemello, anche lui residente a Canicattì, e pertanto la sola identificazione mediante le immagini, come lamentato dall'avvocato Ingrao, non è stata ritenuta sufficiente ad individuare con certezza il responsabile dei reati commessi presso la caserma della Guardia di Finanza di Canicattì. San Calò ad Agrigento al tempo del Covid, messe a porte chiuse e dirette streaming. I dettagli nel servizio.
Durante un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nei giorni scorsi in prefettura si è deciso che tutte le messe in programma dal 3 al 12 luglio prossimi, giornate dedicate alla festa in onore di San Calogero ad Agrigento, si svolgeranno a porte chiuse, saranno trasmesse in TV o attraverso la rete internet. Si era pensato a celebrazioni a porte chiuse e ad un sistema di prenotazione per parteciparvi, una scelta che non avrebbe però evitato, stando alla devozione degli agrigentini nei confronti del Santo Nero, gli assembramenti davanti al santuario. Le difficoltà nella gestione degli intensi flussi di fedeli non consentono allo Stato di far svolgere le tradizionali manifestazioni, quali la benedizione del pane, hanno reso noto dalla Prefettura di Agrigento. Il servizio di ordine pubblico all'esterno del santuario verrà comunque assicurato con adeguati presidi delle forze di polizia e della polizia locale. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Sono stati esaminati tutti gli aspetti dello svolgimento delle manifestazioni celebrative in onore di San Calogero. All'incontro hanno preso parte il questore, i rappresentanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l'assessore comunale Gabriella Battaglia per l'amministrazione comunale di Agrigento, i rappresentanti della Chiesa Agrigentina, Don Melchior Revutera, vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento, e Don Giuseppe Veneziano, il rettore del santuario di San Calogero, nonché l'Associazione dei Portatori di San Calogero e della Confraternita. Ad Agrigento alcuni calcinacci sono caduti dal ponte della strada statale 640 all'Agrigento-Caltanissetta che sovrasta il viale Emporium tra la via Crescente e il villaggio Peruzzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, in corso rilievi tecnici da parte degli organi preposti, tra cui l'ANAS, al fine di riscontrare la sicurezza del ponte. Il traffico subisce di conseguenza rallentamenti per la chiusura del tratto stradale interessato. Cambiamo argomento. L'esito dei tamponi ai quali i componenti dell'equipaggio della Sea-Watch si erano fatti sottoporre negativo. Nessuno di loro ha contratto il Covid-19. A chiedere l'esame era stata la stessa ONG tedesca, dopo che 28 dei migranti salvati proprio dalla Sea-Watch, imbarcati sulla nave quarantena Moby Zazza in rada a Porto Empedocle, erano risultati positivi. Prima era stato sottoposto a tampone il cuoco della Sea-Watch, che risultava essere febbricitante. L'esito arrivato ieri all'ASP di Agrigento è stato negativo. Ieri mattina la Sea-Watch ha richiesto il test ad un laboratorio privato e dopo neanche 24 ore è arrivato l'esito negativo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Stromboli, una nuova analisi dei dati dell'eruzione dell'estate 2019. Si sono evidenziati variazioni anomale che possono contribuire alla realizzazione di un sistema di allerta precoce. Dettagli nel servizio. Ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Osservatorio Geofisico Centrale dell'Istituto Geografico Nazionale della Spagna hanno portato avanti un meticoloso studio sul vulcano Stromboli. La ricerca dovrebbe aiutare a evidenziare per tempo le attività anomale e prevenire eventuali tragedie. Il vulcano Stromboli è uno dei più attivi al mondo e la sua attività si è fatta sentire anche più volte di recente. Tra le esplosioni più significative è quella del 3 luglio scorso, quando ci fu anche una vittima, un 35enne di Milazzo. Lo studio del gruppo di ricercatori ha analizzato a posteriori dati sismici e i segnali registrati da un dilatometro da pozzo installato sull'isola di Stromboli, riferiti proprio alla violenta eruzione dell'estate 2019. Dai risultati della ricerca pubblicata su Scientist Reports si sono evidenziate delle variazioni del sistema vulcanico a partire da circa un mese prima dell'evento. Nuovi parametri calcolati dai dati sismici registrati dalle reti di monitoraggio, commenta Flora Giudice Pietro, vulcanologa dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV e primo autore della ricerca, potranno in futuro aiutare ad evidenziare fasi di attività sismica anomala che possono procedere di settimane l'attività parossistica. Inoltre, l'algoritmo applicato per l'analisi dei dati dilatometrici può contribuire a realizzare un sistema di allerta precoce in grado di dare un preavviso nel breve termine prima di un'esplosione parossistica. Come detto, lo Stromboli è uno dei vulcani più attivi del mondo e la sua attività è stata registrata dagli storici per oltre 1000 anni. Tra le più violente della storia recente vi sono quelle del 1907 e del 1930. Le eruzioni regalano uno spettacolo ai turisti provenienti da ogni parte del mondo per ammirare di notte, anche a lunghe distanze, il rosso della sciara del fuoco e le microesplosioni. Famose sono le sue spettacolari eruzioni di fontane di roccia fusa dal suo cratere centrale.
L'assessore alle risorse del mare di Messina parla della scommessa bandiera blu e della riqualificazione che inizia con l'eliminazione dell'abusivismo e proseguirà col trasferimento delle attività non coerenti col mare. Vediamo. Fa specie però alcuni di questi capannoni sono stati regolarmente autorizzati, hanno delle concessioni tuttora vigenti, altri invece sono capannoni che avevano avuto le concessioni e non sono state rinnovate e altri sono totalmente abusivi. E allora per fare un piano d'azione e capire su quali possiamo incominciare a concentrare la nostra azione, ieri abbiamo fatto un tavolo tecnico qui in assessorato, l'avevamo anticipato quando ci siamo visti sul litorale, con il Dipartimento, con la struttura territoriale ambientale, cioè il demanio marittimo, con l'ingegnere Nicosia, l'architetto Campolo, l'architetto Buttà e la Capitaneria di Porto con il maresciallo Laporta. È stato importante perché abbiamo stabilito come incominciare ad agire. Innanzitutto il primo intervento riguarderà la demolizione dei capannoni che non sono autorizzati, che sono totalmente abusivi o per i quali non ci sono elementi neanche identificativi, cioè sono cresciuti così, sono stati realizzati in maniera del tutto abusiva. Dopodiché si passerà a quelli per i quali le concessioni non sono state rinnovate e per ultimo resteranno invece quelli per i quali sono pendenti dei giudizi che sono stati promossi o per accertare la natura privata del bene, perché la linea di costa non è tutta lineare, in certi punti scende e quindi ci sono delle zone controverse, o dove ci sono altri procedimenti che comunque aspettiamo che si definiscano, perché ormai non è, spendono da così tanti anni che diciamo possiamo concentrarci su tutto quello che dobbiamo fare prima. La cosa importante è che incominciamo col piano delle demolizioni. Tecnicamente il demanio trasmetterà questa nota venerdì mattina e quindi mi indicherà i beni per i quali si può incominciare la demolizione. Verrà incaricato, verrà richiesto da parte del demanio al Genio Civile di quantificare il costo delle demolizioni in maniera tale che poi l'assessorato regionale destini delle somme specificatamente per questo lavoro. Però ci tengo a chiarire una cosa: noi non abbiamo necessità di attendere il finanziamento della Regione, agiremo immediatamente. Nel momento in cui abbiamo il via libera e sappiamo su che cosa possiamo concentrarci, il Comune è nelle possibilità di incominciare a fare i propri passaggi per affidare i lavori di demolizione. Poi le somme ovviamente che ci saranno destinate varranno a rimborso. Quindi ci tengo a chiarire che non ci stiamo impantanando, non ci stiamo fermando, l'attività va avanti e proseguiremo anche per le demolizioni. Avete un'ambizione come amministrazione comunale realizzare in quel lungomare la bandiera blu. È un progetto sicuramente ambizioso, però è possibile. Dobbiamo anche pensare che è sempre un obiettivo che si inserisce in un quadro combinato di azioni. Alle spalle c'è la via Don Blasco che viene rifatta, riqualificata e quindi sarà una via che non è quella che conosciamo adesso. Nel mezzo ci sono delle attività commerciali che dovranno spostarsi e quindi lasceranno il fronte, e poi sulla spiaggia c'è tutta questa situazione che è rimasta così trascurata per troppo tempo e andava affrontata. Quindi il progetto è ambizioso, ma siamo nelle condizioni di affrontarlo e soprattutto abbiamo una visione di dove vogliamo arrivare, che è la cosa più importante, perché quando si incominciano queste azioni bisogna anche capire, avere ben chiaro l'obiettivo. Ce l'abbiamo e siamo fiduciosi che lo raggiungeremo. Calcio Acragas, la società diretta da Giovanni Castronovo, pensa ad un progetto stabile e duraturo di rilancio. Vediamo. Si riparte e per la seconda volta consecutiva proprio con Giovanni Castronovo. La prima volta è stata nella stagione 2011, quando l'allora presidente dell'Agrigentina di promozione fece fusione con l'Acragas, cambiando immediatamente denominazione sociale in Acragas Città dei Templi. Il resto è storia recente e fu quella la scintilla che permise alla compagine biancazzurra di approdare tra i professionisti, grazie anche all'avvento di nuovi dirigenti e soci. Adesso l'Acragas, con grande umiltà e voglia di fare, si appresta ad aprire un nuovo ciclo, facendo tesoro degli errori del passato. Da alcune settimane si è parlato di una imprenditrice lombarda con idee innovative e tanta voglia di fare calcio d'Agrigento. Giovedì scorso Sonia Giordano, questo è il suo nome, si è presentata alla stampa e ai numerosi tifosi presenti, rispondendo di buon grado alle domande di giornalisti e di qualche tifoso.
È stata molto esauriente nelle risposte, rimarcando con forza la volontà di sposare il progetto Acragas con grande impegno. Ma vediamo cosa ci racconta il presidente Giovanni Castronuovo con questa intervista. L'obiettivo principale è di costruire intanto una società solida che possa supportare il progetto sportivo. L'anno scorso è stato l'anno zero, abbiamo fatto tutto di corsa, quest'anno già siamo più maturi, più temprati e quindi sulla base delle esperienze e degli errori del passato cercheremo intanto di costruire una società ben strutturata, non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo gestionale, sotto il profilo della ripartizione delle competenze. Dopodiché passeremo alla fase 2 che sarà l'individuazione del tecnico che dovrà guidare l'Acragas a stagione 2020-2021 e dobbiamo essere attenti perché i numeri dicono che l'anno scorso comunque ci sono stati degli errori viste le 2 dimissioni dei tecnici che erano stati indicati e poi una squadra che ovviamente la costruiremo nel momento in cui avremo una certezza sulla categoria. Dovrebbe essere una squadra che può ben figurare in Serie D e che comunque se dobbiamo fare in eccellenza deve lottare per vincere, senza se e senza ma. E noi, come diceva Sonia, siamo stati abituati sempre a fare calcio ora per adesso, cioè si inizia la stagione, vediamo come arriviamo a giugno, poi a giugno ognuno a casa propria, no, qui si inizia e si fa un progetto pluriennale perché comunque quando tu hai un pubblico così passionale, quando sei presidente o dirigente di una società prestigiosa come Agrigento non puoi limitarti a occuparti dell'immediato, devi buttare le basi futuro per una programmazione di giovani, una crescita della società e poi questo piccolo modello Atalanta che propone Sonia ci vede assolutamente in linea, in sintonia, anche perché fra qualche anno anziché dover andare a individuare gli under e doverli prendere da fuori ce li facciamo in casa e quindi il prodotto agrigentino può essere anche un prodotto appetibile nel mondo del calcio, visto che ormai a calcio i ragazzini non giocano più. Vogliamo lavorare con umiltà, affari spenti, senza proclami, però la presenza di Sonia adesso è dimostrazione tangibile del fatto che durante il periodo del Covid anche da casa abbiamo lavorato. I contatti sono stati fluidi e oggi cogliamo il risultato. L'obiettivo è fare una società quanto più forte possibile, quindi chiunque abbia a cuore il nostro progetto, vuole sposare il modello Acragas, le porte sono aperte. Poi se queste persone, come dire, si adeguano e vogliono seguire la strada tracciata da Sonia Giordano, che ben vengano. Ovviamente adesso non possiamo più debordare rispetto alla strada che è stata tracciata. Dalla Sicilia a Malta a nuoto in 24 ore si è conclusa con successo l'impresa di un maltese 34enne che ha percorso a nuoto 100 km in 28 ore, 7 minuti e 27 secondi. C'è il servizio. And finally we're back following this legend di Ajus. Un 34enne ha completato l'impresa percorrendo a nuoto senza sosta oltre 100.000 km, un'impresa sportiva per sensibilizzare contro l'inquinamento marino. Il maltese Neil Ajus ha percorso a nuoto 100 km in 28 ore, 7 minuti e 27 secondi. È partito dalla Sicilia, da Punta Braccetto a Ragusa, per arrivare a Malta, a Baluta Bay, a St. Julian. La lunga nuotata accompagnava la campagna contro l'inquinamento del mare di Wave of Change Malta. L'incredibile impresa di Ajus, un ex atleta olimpico 34enne, fa di lui la seconda persona al mondo a completare a nuoto quel tratto di mare. In passato, il maltese Nick Farrugia aveva nuotato da un'isola all'altra nel 1985. Neil Ajus ha nuotato per 100 km per oltre un giorno senza sosta, senza assistenza. Al nuotatore non era permesso toccare la barca o usare qualsiasi aiuto. Oltre 96.000 colpi di braccia per completare a nuoto l'impresa. 100 km dalla Sicilia a Malta. L'impresa è stata portata a termine tra il 25 e il 26 giugno 2020. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.